Rieccoci a Primus Inter Pares, ovviamente con il sindaco parliamo che durante la pubblicità non ci dovrebbe mai essere pubblicità perché le cose carine escono anche dalla pubblicità. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, l'ultima parte di Primus Inter Pares. Allora, oggi vi siete trovati per parlare della nuova arena, Camera di Commercio, con Zed, com'è la situazione, No, sindaco? non con Diego Zabeo, sono solo interlocutori istituzionali che in questi periodi hanno caldeggiato l'arena musicale. Un progetto che mi trova perfettamente d'accordo, tra parentesi, perché è da un anno che ne parlo proprio con Diego Zabeo, perché oggi siamo la terza città italiana come eventi musicali. E abbiamo una fortuna di avere Diego Zabeo, che è bravo, sa fare il suo mestiere, per cui vale la Qui pena. siamo più o meno come ad Amsterdam dove c'è lo stadio, vicino c'è Sì. quell'arena, dovrebbe nelle idee ovviamente arrivare a una soluzione facsimile, ecco, uso questo termine. Sì, e chiaramente questa è una gara, non è già assegnato a Sì, zero, no, che sia chiaro. l'idea è È una un'idea. gara, stiamo sviluppando un'idea. Dopo, chiaramente, questo Amsterdam Sì, questa è la parte esterna del... è un'idea che io apprezzo moltissimo perché vuol dire portare turismo, un turismo diverso, un turismo giovane, un turismo straniero. Quando l'ultimo concerto che ha fatto, metà persone erano straniere, per cui non è che vengono qua e vengono e vanno via, stanno qua un giorno, 2 giorni. Noi dobbiamo puntare nell'avere un turismo che si ferma di 2 o 3 Sai quante giorni. cose belle si potevano fare, il pattinaggio su ghiaccio, Boh, ce ne sono, concerti, tennis, grandi tennis. basket, ce ne Lei, sono, pallavolo, ce ne sono una volta quando non era sindaco giocava manifestazioni, è anche a un tennis lei. polivalente, perché noi parliamo sempre di arena musicale, ma è un'arena che fa musicale, sport, eventi, Tutto, certo. tantissime cose. È una cosa che interessa molto. Chiaramente è un investimento privato, chiariamo, Sì, non è sì, un certo. investimento comunale assolutamente, che è comune, però a parte mia caldeggiamo molto perché vuol dire portare. Sarebbe una bella Caspita, soluzione. per quello dico che Padova ha tante cose e dobbiamo imparare a venderle, tra virgolette, perché abbiamo talmente tante cose che noi diamo per scontato tutto, basta, iniziamo gli occhi, è tutto roba nostra, siamo abituati, ma quando la gente, l'ospite straniero arriva a Padova e vede quello che abbiamo, dice, che bella città che avete, veramente bella, No, a certo. me piace Per quanto così. riguarda lo stadio invece vi dovete trovare ieri con Bonetto, poi non vi siete trovati per il motivo che tutti sappiamo che è stato a Venezia, lì avete fatto dei lavori, non ho capito ancora quei seggiolini un po' misti, bianchi e rossi, non ci ho capito, sono stati messi come sono stati messi i seggiolini, Questo è però... l'effetto di Sesonine per dare l'effetto stadio pieno, mi ha spiegato. Sì, Per però cui non è che sia, è come vabbè, fatto, stesso concetto di Udine, sia un po' diverso un Udine, po' però più o meno, un insomma, po' più come rocca. concetto. Io so che il Presidente Moneto, con ogni tanto parlare, sta procedendo a fare un progetto, penso anche interessante, molto interessante, in maniera tale da sviluppare un nuovo stadio. Ben venga, chiaramente, da parte dell'amministrazione comunale, da parte mia, poi che sono anche tifoso, oltre che fare il sindaco, ben venga che sia uno stadio nuovo. L'attuale stadio è nato in un periodo diverso, un periodo sbagliato, in cui le televisioni avevano delle logiche diverse dall'attuale. È nato come 40.000 posti più o meno, adesso penso che in 15-16 mila basterebbero, nemmeno a Juventus a 40.000 posti sul nuovo stadio. Sta pensando a fare qualcosa di importante e di nuovo. L'amministrazione comunale dà il massimo dell'appoggio in termini politici e ovviamente di disponibilità, non tanto economica quanto sta pensando giustamente come altre città, come Torino, piuttosto che Roma, Udine e via dicendo, di avere qualcosa di proprio. Sta pensando a una cittadella dello sport, per cui non solo lo stadio, ma anche campi sportivi di allenamento per i giovani del Padova, piuttosto che la prima squadra, piuttosto che anche, anche una parte commerciale a tema, cioè a tema vuol dire sport, salute, Certo, certo, certo. non parlo di centri commerciali, un parco commerciale, qualcosa che abbia a che fare con l'ambiente, con il tempo libero, con la salute, cliniche, centri medici, tutto quello che ne consegue. In questo caso noi siamo molto disponibili. Adesso stiamo migliorando un pochino, anche per norme ovviamente, il comfort dello stadio, l'aspetto delle telecamere deve essere a posto prima dell'inizio del campionato. Stiamo lavorando insieme col calciopalla per renderlo migliore.
dei 2 milioni di Roma dello sport è tutto fermo, non solo Padova, tutta Italia è fermo, per cui stiamo aspettando. È chiaro altresì che se per caso entro la fine dell'anno il Calcio Padova decide di fare lo stadio nuovo, chiaramente questo capitolo, il capitolo 2 milioni, o viene spostato su un altro settore sportivo oppure si perdono i soldi, questo non lo so ancora. Tanto vediamo se arrivano, però non faremo nessun intervento come comune se venne fatto lo stadio nuovo. Questo Certo, vorrebbe dire per quanto buttare via soldi è stato pubblici. chiaro, Sindaco. Per quanto riguarda col Bacchini invece Col i lavori Bacchini continuano, è sarà... terminato, devo fare i complimenti sia all'impresa che a Diego Bonavia, che ha seguito veramente con passione il tutto. In settimana, non dico quando, ma vado a vedermelo, perché settimana prossima c'è una conferenza stampa in cui l'impianto è finito. Proprio la prossima, che sono tutti in ferie magari... Questi sono i tempi, stanno lavorando. No, sì, ovviamente stavo scherzando. Stanno lavorando, ecco, però quello importante è che... L'inaugurazione quindi verrà fatta con il meeting, possiamo dire questo? Sì, 2 settembre, inaugurazione con meeting, che è il massimo. Bellissimo impianto, anche questo fatto dall'amministrazione precedente, non sto facendo campagna per loro, però quello che è vero, è un bell'impianto. Diego Bonavina, l'assessore, l'ha seguito puntualmente, bellissimo impianto, ho visto delle foto e tra poco vado a vedermelo dal vivo. Senta, abbiamo toccato tutti i temi, mancava l'ultimo proprio prima di chiudere questa trasmissione, il tram? Il tram... Non abbiamo parlato così se... Il tram è stato bloccato, ma proprio domani viene sbloccato a livello nazionale. Cioè, i fondi che erano stati fatti dal governo precedente sono stati bloccati da questo governo e, se non sbaglio, oggi, stamattina devono essere sbloccati. Di conseguenza abbiamo... Sì, perché non potevano bloccare quei soldi lì, quelli erano già stati soldi che dovevano essere... Il governo può fare qualsiasi cosa, ma vuol dire bloccare Roma, Milano, Padova, Vicenza, vuol dire bloccare tutti, per cui c'è già il capitolo di spesa, probabilmente il governo ha avuto a capire un attimo. Il progetto è sempre, voi so che siete sempre intenti di parlare con il quartiere, specialmente quello di Volta Baroccio, che è il più caldo. Ecco, non riesco a capire le contestazioni, magari uno dice passa il tram, perdi il commercio, io vedo dove non passa il tram, il commercio... Io se abitassi in un posto in cui sono vicino al tram sarei contento, francamente. Chiaramente ognuno vede il suo giardino toccato, quello a me dà fastidio. Se io vedo via Sorio, se vedo via Annibale da Bassano dove non c'è il tram, i negozi sono chiusi ugualmente. Magari purtroppo non dipende dal tram. C'è crisi del commercio, inevitabile, e-commerce, centri commerciali e via dicendo, ma più che altro secondo me e-commerce. Il tram è un mezzo comodo, puntuale, efficiente, ecologico, non inquina, è puntuale, io penso sia la soluzione giusta. Qualcuno dice che la soluzione è l'elettrico, però l'elettrico attuale non ha la stessa capacità oraria, persone ora, che ha questo mezzo. Quando porteranno le normative europee, in particolare italiana, a dimensione 24 metri e non a 16 come adesso, allora cambia, ma oggi non esiste questo, per cui non esiste nessun mezzo che ha la stessa capacità persone ora del tram, punto. Perfetto. Per cui siamo convinti di fare questo, tanto non vorrei, non è magari il prossimo, SIR 2, perché è stato fatto SIR 1, questo è SIR 3, SIR 2 magari la tecnologia avanza in maniera tale e non solo il codice della circolazione stradale cambia, può essere che il prossimo sia elettrico, non lo escludo, non è che siamo incapponiti su questo sistema, è l'unico sistema che oggi permette di assolvere il problema del traffico. Senta, ieri il Ministro della Cultura ha detto basta entrare nei musei gratis, insomma devono e noi abbiamo fatto tutto agosto gratis. E voi avete fatto tutto agosto gratis, ecco. Non ha tutti i torti anche il Ministro, perché se tu vai in giro per il mondo ti fanno pagare anche se vai in una chiesa che non è corretta. Noi facciamo agosto gratis. Sì, perché è un mese importante, come abbiamo fatto durante il periodo natalizio, incentivare per Padova gli studenti padovani, non per tutti, ricordiamolo, è Padova che è gratis, gli studenti padovani, certo, possiamo parlare di Padova, non il turismo, per cui vogliamo che Padova sappia che tesori ha, che gioielli che ha. Un po' alla volta abbiamo tantissime cose, dobbiamo imparare a conoscere. Spesso e volentieri conosciamo magari più Parigi o Londra che la nostra città.
perché niente da dire sotto E qualche visita guidata Parigi e il comune Londra. potrebbe mettere a disposizione, no, per Notturni farlo. d'arte, la facciamo, sono tutte, lei probabilmente va a letto presto la sera, Esatto. ma sono i turni d'arte che funzionano perfettamente se è sempre pieno di gente. Certo, no, io l'ho fatto sempre da solo, sì è vero anche questo qui, perché il turismo poi in crescita a Padova, questo bisogna Stiamo andando riconoscere. benissimo, ma secondo me siamo solo all'inizio. Con l'assessore Colasio stiamo, con Silvio, con la fondazione, stiamo sviluppando un progetto di sito di accoglienza, che vuol dire oggi il difetto che abbiamo noi è che siamo ognuno crede di essere più forte, più bello, più bravo dell'altro. Siamo molto poco collaborativi. Secondo me se ci mettiamo tutti assieme siamo Si troppo diventa squadra, individualisti, se chiamiamola facciamo squadra, no? squadra. Siamo Le tutti cose, Ronaldo. ne esce qualcosa di grande a Padova, perché abbiamo talmente tante cose da mettere assieme che va da Sant'Antonio, il Padre Leopoldo, abbiamo l'università, l'orto Palazzo della botanico, Regione, l'Alzo della l'orto, Ragione, sotto c'è ragione. hai un'infinità di cose. Ormai il turismo viaggia con queste La cose. specola, La specola, abbiamo l'orologio in tantissime, Piazza di Signori. abbiamo tutto. È vero, tutto Per cui vero. se noi mettiamo tutte assieme queste cose su un sito e il turismo si muove ormai sotto questo aspetto e deve essere aggiornato a oggi, cioè oggi trovo questi spettacoli, oggi questo è aperto, questo è chiuso, questo è il ristorante, c'è da imparare dalle altre città. Lei pensi che ero in vacanza e sentivo parlare una turista che era lì vicino al Lombarone, diceva che Padova è la città che ha visitato che ha più chiese di tutte le altre, è una delle città che ha più chiese in assoluto. Penso che Venezia non batte nessuno. Però ho detto Padova, ma ha detto Padova. Non lo so. Però a Venezia non è vero che ne abbiamo tante. Se lei pensi Venezia, no? Per me ce ne sono Ma più a tra Padova. parentesi abbiamo delle chiese spettacolari, Eremitaini, Basilica Santo Per me Sistina, lo sai che per me ce ne Sant'Antonio. sono, non lo so, però controllerò, però per me ce ne sono più a Può Padova essere. che a Venezia, così Ma rapporto abitanti? No, se no non credo. Venezia è piena. Però sono tutte e due città controllerò. bellissime. Ieri ero a Venezia, devo dire, uno spettacolo. È una città Era in fantastica. vacanza quindi ieri. No, filmavo con Zaia. Era ovviamente ironica la mia. Senta, l'ultimissima. L'erba è stata tagliata tutta? Io penso di sì. Venendo qua ho visto perfettamente tagliato tutto. Spero abbiamo da poco è stato inserito un nuovo dirigente, devo dire sono molto contento, molto bravo. Farà fare un salto di qualità all'assessorato, non perché l'assessore che era Galan sia bravo, ma questo sa fare il suo mestiere. E quindi migliorerà la cosa. E per quanto gli alberi, quelli da piantare, continuano l'operazione? Noi stiamo facendo riforestazione, si chiama, vuol dire all'esterno. Bisogna cominciare a farla anche in centro, non solo fuori. Qualche albero sarebbe carino, magari mettendo dei vasi grandi. Sono d'accordo. Perché in tante città ci sono all'estero, proprio nei viali centrali, faccio un esempio tipo Corso Milano, delle vasche grandi dove c'è albero. Se ci ricordiamo l'anno scorso, il periodo del format, davanti al Comune di Padova hanno messo di 6-8 alberi fantastici sui vasi, erano enormi e la gente ha apprezzato moltissimo, ma come, non dico il nome dell'azienda, Piazza Cavour c'è stata un'azienda di distribuzione locale che ha fatto tutto il prato verde, è stata una cosa bellissima. Beh, la riconosco io, è stata lì, insomma. Esattamente, non volevo fare pubblicità, anzi ho telefonato a Francesco Canella facendo i complimenti, ho detto che spettacolo, bello. È proprio bello davvero. Sì. Senta, siamo arrivati a conclusione di questa puntata, adesso andrà in vacanza il mese di agosto, il sindaco si riporrà un po', presumo che ne abbia tutte le ragioni per farlo. Ogni volta che andavo in vacanza mi sembrava di perdere tempo, quest'anno apprezzo molto andare in vacanza, devo dire. Sì, che è giusto che si riposi un po' perché... Mi godo un po' i nipoti della famiglia. Ha avuto un anno impegnativo sotto tutti i punti di vista, dalla salute alla candidatura a sindaco, però è stato un anno molto bello, insomma, presumo, no, sindaco? A me piace molto, devo dire, sono entusiasta di quello che faccio, come tutti abbiamo giornate positive e negative, quando riesco a risolvere i problemi, che presumo io problemi per la città, sono contento e l'adrenalina va a litri. E quando le cose non mi funzionano, non riesco a trovare la soluzione, mi arrabbio molto con me stesso, non con gli altri. Noi ci vediamo dopo le ferie, ma sono contento di una cosa, che anche lei comincia a fare qualche capello bianco, era un po' invidioso prima. Pochi, però cominciano. Cominciano a vedersi, prima era un po' d'altronde ha molti anni meno di te. Sì, è tutto vero. Io la ringrazio, sindaco, le auguro buone vacanze. Buone vacanze a tutti i padovani. E noi ci rivedremo dopo agosto, ovviamente, per parlare di quello che accadrà e di quello che succederà in quel di Padova. Grazie, buona serata a tutti. E noi salutiamo tutti i telespettatori.
telespettatori, vi ricordo che le prossime 2 puntate andranno in onda delle repliche, noi ci vedremo verso l'ultima settimana di agosto con altri ospiti per Primus Inter Pares. Buonanotte.